Assolutamente. Cioè quello che fate voi. Sì, sì, noi facciamo musica popolare e suoniamo per la gente che balla nelle piazze senza folklore, facciamo tradizioni popolari. Cioè non facciamo spettacolarizzazione, No, no, ma facciamo assolutamente. partecipazione, quello che è un po' il senso della musica popolare. E poi, fammelo sentire un attimo. Vai, vai. Ma che bella cucina che si è creata la regina nel suo regno, devo dire, molto bella, complimenti. Grazie mille. Quante ore si passano qua? Molte. Perché per fare un buon cibo ci vuole... Sì, la pazienza, ci vuole che insomma non si abbia fretta. Mai fretta. E in questo caso che abbiamo fatto? Abbiamo fatto il brodo per il filindeu, brodo di pecora. E quanto tempo è stato questo? È un brodo? paio d'ore a cuocere. Brodo di pecora. Brodo di pecora perché è un brodo forte, la pecora è una... Chi è? Mia figlia. Ah, hai venuto a trovare la mamma? Sì. O tu che ti occupi qua in questo sistema accoglienza? Sì, ah, sì, e allora mi accoglienza. devi dire, anzi ci devi dire come presenteresti questo piatto ad un ospite, il frutto del lavoro della mamma e quindi anche probabilmente Dei nonni. dei nonni. Certo. No, allora questo piatto lo presenterei così perché racchiude un po' tutto quello che è il nostro lavoro. Quindi si parte dal brodo, quindi con i prodotti della nostra terra che sono carote, sedano, Eccoli pomodori, cipolle, poi la carne che è la carne dei nostri allevamenti di pecora e poi la pasta fatta con i nostri formaggi, la semola, insomma tutto racchiuso in un piatto. Grazia Deledda, nei suoi romanzi e racconti, ci parla anche di sapori e ricette della tradizione sarda, in particolare barbaricina. Tra le tante, oggi poniamo l'attenzione, vero Luca, sui filindeu, Filindeu, sì. ovvero i fili di Dio, una pasta sottilissima, rigorosamente fatta a mano e che ha bisogno di una cura particolarissima. Parte tutto da qua con semola di grano duro, acqua e sale. Il segreto sta nella lavorazione. Viene lavorata tanto, con molta energia. Solo il tatto, solo la mano mi dice quando la pasta è pronta per essere tirata. Io mi rendo conto che la pasta è pronta quando, diciamo, la sento un po' calda, quasi a temperatura della mia mano, Però a temperatura corporea. Però questa cucina tradizionale ci riporta al senso di comunità, no? Dove le persone appunto si riunivano. Assolutamente. A te chi ha insegnato? Io diciamo che non ho come tradizione nella mia famiglia il filindeu. Io sono un tipico barbaricino testardo e ho voluto imparare da solo. E quindi sono un autodidatta di quest'arte e ne vado anche molto orgoglioso. Il panetto va idratato con acqua dolce perché la manipolazione comunque tende ad asciugarlo. Una volta che è pronto non faccio altro che posizionarlo in questo modo e iniziare a tirare. Ogni volta che tiro faccio una piega e i fili raddoppiano. Fammi vedere, va. Quindi siamo 2, 4. Faccio l'ultima tirata della pasta e vado a stenderli su questo fondo in asfodelo. Questo è un filindeu ancora fresco, praticamente appena steso. E questo è un filindeu che ha iniziato il processo di essiccazione. E si cominciano a vedere delle piccole crepe. Esatto. Alla fine che cosa deve diventare? Una sorta di
grande cialda intrecciata. Alla fine questo è il risultato finale, che viene cucinato in un brodo di pecora con un formaggio acidulo, in modo tale che il formaggio poi col calore diventi filante. Questi soggetti, più che essere qui per farsi osservare da noi, sembra che ci stiano guardando. Ma chi sono? Oggi ad accoglierti ci sono i personaggi e i paesaggi e le ambientazioni di Canne al Vento, il romanzo più conosciuto di Grazia Deledda. Siamo all'Ollove, un borgo, anche questo citato nei romanzi di Grazia Deledda. La cosa assolutamente straordinaria è che, nonostante parlassi di luoghi prettamente legati alla nostra isola, si è riuscita a consegnare queste parole a una platea mondiale. Come hanno preso forma questi tratti, questi volti? Ho letto tutto ciò che c'era da leggere su Grazia Deledda per capire i personaggi, cosa li struggeva internamente o le aspirazioni che avevano. Tutte queste pitture però mi sembra di riconoscere l'autrice. Grazia Deledda, realizzata naturalmente con tecnica di graffite. A lei dobbiamo, a un secolo di distanza, tutta questa storia meravigliosa. Ma che belle! Ciao! Ciao! Chi siete? Noi siamo l'Associazione Culturale Nugorese, un gruppo folk di sole donne. Un gruppo folk dall'eleganza veramente senza tempo. Grazie. Avete degli abiti bellissimi, a che epoca appartengono? Il mio precisamente è di epoca ottocentesca, siamo nella metà dell'Ottocento e rappresento l'abito da sposa. Quindi il tuo è quello per le occasioni speciali, Esatto. ma qui le ragazze portano anche degli abiti, diciamo, che si usavano nella quotidianità. Aurora indossa l'abito più borghese, diciamo così, che si distingueva dalla massa per tessuti e per decorazioni. Abbiamo Paola che invece indossa l'abito della donna sposata dell'Ottocento. Abbiamo Leonora invece che rappresenta l'evoluzione degli anni del Novecento, quando la donna per emancipazione ha modificato un po' il suo abito. Ecco, hai parlato di emancipazione, le donne sarde hanno sempre avuto un ruolo importante, ma è un modo indulgente di raccontarlo o è la realtà questa? È assolutamente la realtà, il matriarcato in Sardegna è presente tuttora, la donna ha un ruolo fondamentale in famiglia e non solo, insomma noi è un po' quello che volevamo rappresentare. Ma tu la conosci Grazia Deledda, voi la conoscete? Per noi ha avuto un ruolo fondamentale perché lei ha scritto un libro che si chiama Tradizioni popolari di Nuoro, dove descrive perfettamente ogni abito e ci ha permesso appunto di realizzare un lavoro di ricerca che portiamo avanti dal 2014. Dove state andando adesso vestite così? Stiamo andando alla festa, vuoi venire con noi? Abbiamo chiamato i rinforzi, abbiamo chiamato. È arrivato da solo. Bellissimo, da padre in figlio. Già. Bravo, sei bravo. Ma stai studiando comunque, a scuola vai bene? Quali sono le materie che ti piacciono di più? Matematica e musica. Matematica e musica. E che vuoi fare da grande? Suonatore di organetto. Professionista! Ma già sei bravo! C'è da studiare ancora? Sì. E vabbè, allora, e oltre a questa musica, che musica ascolti? Il cantante preferito qual è? Babbo. No, io non canto. E allora, dopo questa non possiamo far altro che andare alla festa, ma dobbiamo essere bravissimi, Cioè devi spaccare tutto. Ma sai anche ballare? Un po' sì. Che ballo? Tanti. Ballo tondo, dillo, pastorrao. Palisardi. Vai, fammi sentire una nuova.
destra, sinistra, giù, su.